Cari amici di Venti del Territorio, ben ritrovati, buona serata a tutti. Siamo ritornati a Villanova di Sernai della Battaglia e siamo ai festeggiamenti della Madonna della Salute. Con noi Monia Meneghin, presidente di questo bellissimo comitato festeggiamenti. Ben ritrovata Monia. Grazie. Sappiamo che è un anniversario particolare quest'anno. Sì, assolutamente, perché ricorre il 150esimo dalla costruzione della prima chiesa, era il 1875 e quindi quest'anno si festeggia alla grande. Allora, la sagra inizia oggi, quindi dal 14 fino al 23 compresi. E quali sono dei piatti tipici che giustamente i telespettatori stanno aspettando con ansia per venire a trovare? Oggi, anzi stasera, ci siamo deliziati con lo stinco, con patatine fritte e fagioli alla Bud Spencer. E domani sera ci sarà la costata, domenica il tradizionale spiedo paesano a pranzo, venerdì 21 novembre che ricade proprio con la festività della Madonna della Salute ci sarà la griglia e poi altri piatti tipici come musette, erbe cotte, purè e radici fasoi, sabato la griglia e domenica finale col botto, griglia, pranzo e cena. Allora, questo progetto nasce innanzitutto perché quest'anno ricorre il 150esimo anno dalla prima costruzione della nostra chiesetta, che la chiesa è il simbolo di Villanova, e abbiamo voluto portare in memoria i ricordi degli anziani del paese, facendo loro delle interviste, appunto riportando emozioni, racconti preziosi del loro passato. E tutto è nato appunto perché sentivo questo bisogno di rituffarmi nel passato che non ho potuto vivere in prima persona. E innanzitutto volevo ringraziare tantissimo gli sponsor, che senza di loro non sarei riuscita a creare il video. E poi un grazie totale va anche a Onda Creativa Studio, che è la squadra di ragazzi giovani che mi hanno aiutato sicuramente a creare il volantino e che con pazienza ed edizione ogni giorno hanno contribuito a rendere questo cortometraggio alla fine, perché è un cortometraggio spero bellissimo, almeno per me lo è. E un altro ringraziamento lo volevo fare all'associazione Comitato Festeggiamenti, che ci ha ospitato e ha creduto nel progetto fin dall'inizio, e poi soprattutto alla colonna sonora del video, che è Mattia Lucchesi, che ha composto la musica. E ovviamente un dovuto grazie va a tutte le persone che si sono prestate, che mi hanno dedicato del tempo, appunto le persone, gli anziani delle interviste, e anche chi non ha voluto essere presente fisicamente all'interno del video, ma che mi ha regalato insomma ricordi e tempo prezioso. I volontari sono il motore di tutta l'associazione Festeggiamenti, quelli che lavorano durante la sagra, e poi ci sono tantissime altre persone che dedicano il loro tempo durante l'anno per mantenere il campo, per mantenere il giardino della chiesa, per le pulizie della chiesa, insomma per gli addobbi, i fiori, quindi siamo fortunati perché nonostante siamo una frazione di solo 300 abitanti, però insomma parecchi di questi si dedicano anche ad aiutarci e tenere viva la frazione. Ci sono anche altre figure da ringraziare, no? Mi dicevi? Sì, ci sono delle figure che ci supportano, Don Luca Modolo, poi l'amministrazione comunale,
e anche gli sponsor, perché durante gli eventi gli sponsor sono sempre Ben graditi. ben graditi. Sì. 2 sono le sagre importanti che fate voi. Sì, beh sì, quelle ormai sono proprio diventate parte di noi. Beh, la sagra della Madonna della Salute, che ormai esiste da decenni e che appunto facciamo a cavallo del 21 di novembre, e poi il torneo di calcio estivo nel mese di luglio, un torneo di calcio su erba a 8, che ormai è uno dei pochi rimasti nel circondario, che finisce poi con 2 giorni di Balamoia, che è il torneo di pallavolo in acqua. Ritornando a questo inverno, però, noi vi diamo appuntamento qui in prossimi weekend a Villanova di Sanaia della Battaglia, festeggiamenti delle Madonna della Salute. Monia e tutto il suo staff, come avete sentito, vi stanno aspettando e vi accoglieranno a braccia aperte, deliziandovi con degli ottimi piatti del territorio. Alcuni ve li hanno già detti, altri li vedete passare in sovrimpressione sul volantino, ma più dettagliatamente li vedete in Facebook. Ci sono anche delle serate particolari. Monia e tutti i suoi collaboratori vi aspettano, Assolutamente. e adesso andiamo a mangiare anche noi. Certo. Bene, buona serata.